Anche qui stavo rischiando di far passare completamente tutte le piantine e di non farvi neanche un video di lei, la fumaria. Ne esistono di due colori, una completamente bianca con la parte terminale qui, che non so come si chiama in botanica, comunque sempre di questo bordeaux fucsia, e poi un'altra che è completamente fucsia e con la parte insomma terminale sempre più scura. La fumaria è una pianta tintoria utilizzata per appunto tingere i filati in fibra naturale, insomma lana piuttosto che lino o quant'altro, e nonostante dai colori che ha la parte aerea, tinge di giallo, perché la sua radice portata in bollitura, insomma, sprigiona un colore giallo e veniva utilizzato appunto per tingere le fibre quali la lana e quant'altro. Il suo nome fumaria deriva dal fatto che, se sfregata, sprigiona una sorta di odore di fumo. Infatti gli è stata attribuita quando in tempi lontani si passava nelle campagne dove lei era molto presente, e passandoci sopra con i buoi, aratro e quant'altro, movimentandola, insomma facendola sfregare, si liberava questo odore di fumo, e da qui le hanno attribuito il nome fumaria. Il fiore è commestibile, infatti io lo utilizzo per decorare i piatti, insomma alcune pietanze, quindi decorare i piatti, le pietanze, oppure anche nelle insalate ovviamente. La pianta era anche utilizzata tantissimo nella medicina popolare sarda, veniva utilizzata sia per curare alcune patologie della pelle, e se andate a vedere un video che ho fatto sulla segnatura gialla nel mio profilo, vi racconto appunto come qualsiasi pianta che abbia in sé il colore giallo veniva utilizzata per le patologie della pelle. In questo caso voi mi direte: sì, ma non fa il fiore giallo. Ma come vi ho detto, se portata in bollitura sprigiona il colore giallo, e quindi abbiamo che emerge la sua segnatura gialla, e quindi utilizzata anche appunto per dermatiti, psoriasi e insomma patologie della pelle. La fumaria, eccola qua. Veniva utilizzata anche per altre patologie, ma vi farò un video più dettagliato quando ci addentreremo un po' di più nella medicina popolare sarda, perché c'è tutto un preambolo da fare prima di potervi parlare per filo e per segno, insomma, per quanto riguarda le emozioni della pianta, eccetera. Però qui era per dirvi appunto della fumaria, che in Sardegna veniva utilizzata tantissimo per i rimedi e per tingere la lana.